1924-2024 sono i 100 anni dell'azienda. In pratica, quando il nonno è arrivato da Vittorio Veneto e ha piantato tra virgolette le radici a Refrontolo. Lui faceva barbatelle all'epoca, quindi innesti sulle piante, è partito col primo pezzettino di terreno, poi proseguito dal papà, da noi figli, e quindi adesso siamo la terza barra quarta generazione con il nuovo ingresso anche dei miei figli, che hanno cominciato con design e cominciato a entrare in azienda con una piccola parte in base agli studi e così. La storia dell'azienda è un'azienda che in pratica parte dalla produzione dell'uva fino alla vendita finale, quindi tutta la filiera all'interno dell'azienda, preservando tutte le varietà tipiche locali che abbiamo nel territorio, quindi al di là della Conegliano Valdobbiadene, diciamo che comunque il prodotto di punta è il prodotto con cui l'azienda lavora e porta a casa il reddito. Privilegiamo tantissimo i prodotti di nicchia, quali possono essere il Refrontolo Passito di OCG, il Colle di Conegliano Rosso di OCG, ma anche il Verdiso, che è sempre tipico nostro locale, o l'incrocio Manzoni, che è nato a Conegliano. Ecco. Quindi siamo un'azienda che ci tiene tanto al territorio e che punta tantissimo, diciamo, sui prodotti di qualità, ma di qualità del territorio. Quindi stiamo sviluppando a livello aziendale, cercando sempre di innovarci per creare sempre qualcosa di migliore.